Ben ritrovati a Sette Sera, iniziamo adesso un viaggio nelle nostre meraviglie tutte italiane. Partiamo dall'esplorazione della Lombardia. Dovete sapere che in Lombardia c'è un cuore pulsante, un cuore verde, e stasera lo scopriremo insieme all'assessore ai sistemi verdi e ai paesaggi di Regione Lombardia, Alessandro Colucci. Buonasera e benvenuto, assessore. Buonasera a voi, buonasera ai vostri telespettatori. Senta, che piacere poter parlare della Lombardia, una regione da scoprire. Si parla sempre della Lombardia, delle sue eccellenze per quanto riguarda le aziende, si parla dello shopping, si parla della cultura, del divertimento, ma pochi sanno che in Lombardia c'è una grandissima area verde. Quanti sono i chilometri? Allora, in totale parliamo di 450.000 ettari. È un quarto del territorio lombardo, una dimensione paragonabile a quella dell'intera regione Liguria, però verde, incastonata all'interno dei confini regionali. E quindi è qualcosa di incredibile, forse, come giustamente ha ben evidenziato, poco nota a tanti lombardi, agli italiani e anche agli stranieri. In questa legislatura è stato creato un assessorato, quello che ricordava i sistemi verdi e il paesaggio, per il quale il Presidente Formigoni ha voluto dare un'indicazione molto chiara. La Regione, che ha questa eccellenza, vuole riuscire a valorizzare un patrimonio ambientale forte, ma indirizzarlo verso uno sviluppo anche di tipo turistico, fruitivo ed economico. Allora questo è il grande segnale che da qualche anno a questa parte stiamo dando ai nostri cittadini al di fuori dei confini lombardi, ma inizia a dare i suoi frutti, tant'è che abbiamo l'occasione di avere questo territorio talmente attrattivo che qualcuno ci propone anche di fare delle pubblicazioni. Insomma. Ecco, e veniamo proprio a questo. Intanto stiamo vedendo delle immagini, abbiamo visto delle immagini molto belle, quella era l'Adamello, per far capire quanto sia grande questo territorio, questo polmone verde, ma soprattutto quanto sia meraviglioso. Si possono fare delle gite vicino, senza stare in macchina ore, veramente indimenticabili. È bello poterci andare con le famiglie, con i piccolini, abituati che oltre alle macchine, oltre al cemento c'è tanto altro da vedere, un mondo proprio da scoprire. Ma parlavamo delle pubblicazioni, del lavoro dell'assessorato di Regione Lombardia e vediamo, allora questa è una nuovissima, fa parte di tantissimi lavori proprio per far conoscere agli italiani, intanto per iniziare, prima di tutto ai lombardi, perché devono saperlo anche loro, e poi a tutti gli italiani, ma anche ai turisti stranieri che vengono in Lombardia, quanto abbiamo, perché bisogna farlo sapere anche agli stranieri, perché c'è una ricerca della Camera di Commercio che ha visto che gli stranieri adesso non vogliono più solo la giornata normale, vogliono respirare natura anche quando vanno a distrarsi, a comprare, a fare shopping, è giusto, è vero? Certo, è giusto, è vero. È preziosissimo questo strumento che proprio la casa editrice Proedi ci ha chiesto di realizzare col contributo delle informazioni che noi abbiamo, perché quel patrimonio a cui facevamo riferimento di 450.000 ettari è fatto anche di 24 parchi regionali. Sì. Allora ogni parco è molto diverso l'uno dall'altro. Stiamo parlando, diciamo, di una serie di categorie di parchi. I parchi montani, e quindi lei parlava dell'Adamello, sì. Ma oltre a questo ce ne sono tanti altri, le robe bergamasche, le robe valtellinesi, i parchi insubrici, i parchi fluviali, i parchi delle cinture metropolitane. Ciascuna di queste categorie ha delle specificità diverse. Pensiamo ai parchi fluviali, cosa vuol dire navigare sui nostri fiumi e beneficiare di questo patrimonio ambientale straordinario, così come quelli di alta montagna, le nostre foreste, i nostri boschi, così come quelli insubrici, che sono una via di mezzo fra la pianura e la montagna, sono bellezze naturali veramente straordinarie. In aggiunta possono essere un patrimonio per i lombardi, perché come ben evidenziava, proprio dietro la porta di casa può esserci a qualche minuto di distanza il primo polmone verde della nostra regione, ma è importantissimo anche per gli italiani, i turisti stranieri. Infatti la guida è bello che sia stata voluta sia in italiano che in inglese, perché dà l'opportunità magari di non considerare Milano solo un'eccellenza economica, e lo è perché produce questa città il 10% del prodotto interno lordo, tutta la regione ne produce intorno al 30%, quindi sicuramente è da quel punto di vista una grande eccellenza. Però se si pensa che c'è questa valenza ambientale si rimane anche colpiti e impressionati, e probabilmente invece di avere persone che si fermano solo 2 o 3 giorni nelle nostre grandi città per motivi di lavoro, possono prolungare la permanenza anche per visitare i parchi regionali, potrebbero tornare con le loro famiglie.
ci potrebbe essere anche uno sviluppo economico importante. Legato a questo, ovviamente. Mi soffermo soltanto sulla possibilità di andare a fare gite e conoscere questi parchi. Allora, cosa serve? Serve una piccola guida pronta con tutti i consigli per l'uso di questi parchi, perché si può fare ovviamente moltissimo, sono da esplorare, ma sono anche da vivere. Infatti è proprio questo il titolo della guida, Vivere i parchi di Lombardia, edita da Proedi. Cosa succede? Ve la voglio far sfogliare, perché vedete, inizia subito con 10 consigli per scegliere il parco. Poi ci sono dei piccoli simboli qua in alto che indicano tutte le attività che si possono fare, perché quindi i parchi sono più che mai da vivere, ci sono 1000 cose per ogni parco, come diceva lei, per ogni categoria di parco c'è un'offerta differente, anche questo è da sapere e da scoprire. Certo, bravissima. Infatti la cosa interessante, con questa guida siamo stati costretti, io ringrazio moltissimo chi lavora nei parchi, a razionalizzare le informazioni. Sì. Cioè sono 24 parchi, uno diverso dall'altro, ciascuno che è classificato in ambiti diversi, però sono riusciti a individuare le attività da svolgere, i luoghi dove poter fare certe attività sportive, dove poter consumare i propri pasti, dove poter scegliere di usufruire di alcuni servizi che il parco mette a disposizione. E la cosa più bella è che si scopre che oltre ad essere dei luoghi dove si scopre la natura del nostro territorio e magari si impara ad apprezzarla ancora di più, si scopre la storia e la cultura dei nostri territori, perché all'interno c'è molta presenza dell'uomo, la storia dell'uomo si identifica perfettamente in quella dei parchi, ci sono in alcuni parchi le famose fornaci di una volta, in altri parchi ci sono i porticcioli che vedevano il trasporto delle merci e delle persone, ci sono le grandi ville, i grandi castelli, iniziano ad esserci straordinari alberghi e buonissimi ristoranti per tutte le tasche e per tutti i prezzi, iniziamo ad avere gli ostelli per i ragazzi, le chiese, gli ambiti, i luoghi di culto, quindi veramente c'è tanta di quella storia dove ci si identifica per quanto riguarda i lombardi. Per chi arriva invece da lontano si scopre una parte della nostra storia. Esatto, e i modi di scoprirla sono veramente tantissimi, perché oltre ad esserci una versione cartacea di questa splendida guida c'è anche una versione digitale, e questo fa molto soprattutto tra i giovanissimi. Allora, una semplice applicazione che può essere usata sui tablet, sugli smartphone, che ha in più anche la geolocalizzazione, per cui sappiamo quando siamo vicino a casa nostra qual è il parco, qual è l'area verde più vicina, e anche questo è molto divertente, molto particolare. Certo, si può anche scegliere il parco che si gradisce di più visitare in un determinato periodo dell'anno, o cosa offrono nelle diverse stagioni i parchi, perché poi abbiamo una flora e una fauna meravigliosa, Certo, si scoprono delle specie animali che sono qualcosa di straordinario. Io ho la fortuna di girare i parchi, partecipo anche alle lezioni di educazione ambientale, che sono una delle cose più importanti che fanno le nostre grandi guardie ecologiche volontarie. Esatto, i GEV sono fantastici, sono moltissimi e fanno veramente un lavoro fondamentale che serve alle future generazioni soprattutto, perché ci permetteranno di lasciare un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato, un mondo ambientale migliore. Ma prima di concludere, l'ultimo minuto lo dedichiamo alle nostre norme, al sistema legislativo. Allora cerchiamo di capire se è attuale, se c'è qualcosa che, oltre al grande impegno dell'assessorato, se c'è qualcosa che formalmente dà una mano alle nostre zone verdi. Noi abbiamo appena fatto una legge nel luglio del 2011 che innanzitutto ha salvato i parchi, perché con delle norme nazionali rischiavano di chiudere, quindi Regione Lombardia abbiamo salvato questo patrimonio e queste tutele che esistono sui parchi. Contestualmente ne abbiamo garantito una possibilità di collaborare di più tra di loro, quindi fare sistema fra questi 24 parchi e cercare di evitare che vivano singolarmente le loro esperienze, ma invece possano trasferire queste esperienze tra di loro, perché possa diventare veramente un sistema che dialoga e che offre tanto da un punto di vista, e qua sarà il rilancio vero, economico, fruitivo. Noi vorremmo veramente che i parchi, il verde, possano diventare una leva economica, un motivo di assunzione e anche un incremento di fatturato per la nostra regione, perché di attività economiche all'interno del parco ce ne sono e se ne possono fare ancora tante altre, quindi non solo natura, non solo storia, non solo cultura, ma anche la dimensione economica, che ha sicuramente un valore importante, tutelando tantissimo il consumo di suolo. Noi non possiamo più permetterci di costruire sul nostro territorio, perché consumato il suolo rischiamo di non poterlo più riprodurre, perché l'uomo fino a questo non riesce ad arrivare. Riprodurre suolo non è qualcosa che l'uomo
ha nelle sue capacità, ovviamente. Esatto, non possiamo rischiare di perdere un valore così grande. Certo. E allora poi pensiamo anche a un impulso economico che può venire dai parchi, soprattutto in vista di Expo 2015. Allora pensiamo agli ultimi secondi a questo grande avvenimento in tema proprio dell'ambiente. Dovremmo essere i protagonisti, per cui la Lombardia, Regione Lombardia, si dovrà presentare al meglio, per cui un piccolo sogno collegato a Expo 2015. Expo è una grande occasione basata sull'alimentare e sull'agricoltura. Ultimo dato, il 65% di questi parchi hanno territorio agricolo, quindi vuol dire anche produzione agricola, che è l'attività economica forse più importante che si svolge dentro i parchi. Certo, allora benissimo Assessore, io la ringrazio infinitamente. Prima di salutarvi vi faccio rivedere questa guida, potete trovare tutte le informazioni anche sul sito www.lombardiaparchi.proedi.it. È una guida veramente economica, costa pochissimo, c'è in 2 lingue ed è veramente un manuale per l'uso di tutta la natura che abbiamo qui in Lombardia. È solo l'inizio, speriamo che vedendo 7 Sera anche gli assessori delle altre regioni possano innamorarsi dell'importanza della natura e così iniziare un percorso insieme che possa unire l'Italia dal punto di vista naturalistico. E allora io la ringrazio infinitamente, Assessore Colucci, la prego di tornare a parlarci delle meraviglie della Lombardia, torni mi raccomando. Io ringrazio voi. E adesso un pochino di pubblicità, però restate con noi perché continuiamo a scoprire l'Italia in un modo super tecnologico, state qui.